2006 sarà ricordato come l'anno scarpiano perché si è festeggiato Carlo Scarpa a 100 anni dalla sua nascita. Fra le tante iniziative in tutta Italia e in Veneto, noi di Pantheon abbiamo raccolto un'intervista preziosa. Aldo Businaro, uomo di gusto, esteta, sensibile amico di Carlo Scarpa, ci regala un ritratto quasi lirico del professore, un lungo e commosso amarcord scarpiano, un contributo che si fa ancora più unico perché resoci da Aldo Businaro poco prima di lasciarci nel luglio dello stesso anno. Il professore, come amava farsi chiamare, era un personaggio straordinario, pieno di senso of humor e pieno di curiosità di vita. E quando parlava con gli studenti diceva che bisognava in un primo momento saper fare la punta alla matita. Essa racchiudeva tutti i segreti del buon disegnare e del buon creare segni. E su un particolare disegno si soffermava moltissimo fino a quando non era soddisfatto e, accarezzando il foglio di carta che era pieno di cancellature, diceva: adesso può andare con Dio. Mi ricordo che una volta, visitando l'Albertina, il museo, ci fermavamo davanti a un disegno di Rembrandt e lui mi disse: lei vede, dice, quel segno, tolga quel segno e il quadro non ha più il valore che ha con quel piccolo segno. Di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di paglia. In un monastero del Fujiyama ci trovammo davanti a un tempio che aveva un incastro straordinario. Il professore tirò fuori un suo foglietto e fece l'incastro esploso. Paf, così, no? Passava un monaco di lì, gli disse: "El vegna qua", e parlava veneziano lui. E si avvicinò al monaco e lui gli disse: "Così?" Il monaco in fretta si allontanò e tornò con una vecchia pergamena. Il disegno della pergamena era uguale al disegno del professore di quel particolare incastro. Nel piccolo sta il divino, nel dettaglio sta il divino, diceva anche Louis Kahn in una poesia che gli dedicò. E il professore veramente sul dettaglio era capace di trovare delle forme nuove e di una poetica straordinaria. E di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinido. Ci recammo a visitare l'uomo di Orvieto. Lui aveva raccolto una bacchettella e quando fummo davanti alla facciata mi disse: adesso gli dirò e gli narrerò perché questi altorilievi del Maitani sono capolavori. Vide con la coda dell'occhio che si era fermato un capannello di gente ad ascoltarlo. Il che mi disse Businaro, strisciando l'indice sul pollice, dice: facciamoci pagare. Allora noi calzavamo dei Panama di tocchiglia ecuadoriana e io non misi neanche un istante a togliermi il mio e passare per l'ovolo il pubblico che si era fermato. Anche lui vise che vi facevo sul serio, mi disse: Businaro, per carità, stia calmo. Ed era felice perché aveva avuto l'occasione ancora una volta di insegnare a qualcuno dove era la bellezza dell'arte. E lui effettivamente fu uno che ci fece grandi doni della bellezza dell'arte, perché aggiunse arte ad arte. Essere liberi, diciamo così, di andare alla ricerca del sublime, come diceva lui, perché il mediocre non ci interessa, il bello lo conosciamo, andiamo alla ricerca del sublime. Sono stato, come lui diceva, il migliore dei suoi non allievi
in quanto io apprendevo da lui, lui mi insegnava e io suggerivo a lui. Mi ricordo una volta, per esempio, eravamo fuori da Kairouan, dove eravamo andati in Tunisia a vedere la famosa moschea di Kairouan, e su una duna ci fermammo perché il sole stava tramontando e lui mi chiese: sa chi è questo? E io dico: Paul Klee, professore. Ah, dice, ma dovevo dirlo io. Un giorno andai a trovarlo e stava facendo le valigie, stava facendo la borsa, le valigie. Io dico: professore, dove vai? Vado a Parigi. Ah sì, dice. Sì, in Megacciamà a fare il museo di Picasso. Ah, professore, dico, ma lei mi ha sempre detto che Picasso non le piace? Appunto, dice, vediamo chi è più bravo. Ci fermammo su questo grande leccio, il professore sonnecchiava, c'erano le stoppie che indoravano i dossi di Montalcino appena mietuti. E allora io gli regalai il ricordo di una lirica di Montale che sapevo che so a memoria e che finisce dicendo: e un giorno forse queste parole che teco educammo, nutrite di silenzi e di stanchezze, parranno a un fraterno cuore sapide di sale greco. A questo punto il professore aprì gli occhi e mi disse: quando sarà ora mi copra con queste parole, anche se io sono un uomo di Bisanzio venuto a Venezia attraverso la Grecia. Cioè aveva in lui sedimentato tutta la grande storia dell'architettura e per questo si diceva sempre fedelissimo alla tradizione.